Eccoci qui, cambio di conduzione, cambio di ospite, ma c'è un altro assessore regionale. Diamo il benvenuto allora a Giampaolo Bottacin. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti. Assessore all'ambiente, il titolo che abbiamo scelto è Inquinamento le linee guida, però dicevamo insomma anche prima di cominciare la trasmissione che l'assessore non si annoia, nel senso che i temi da affrontare, purtroppo spesso insomma si tratta di problemi da risolvere anche molto importanti perché riguardano la cittadinanza, sono molti. L'inquinamento è quello di cui si è parlato molto nelle ultime settimane, sono usciti poi quei dati che tra l'altro non era nemmeno la prima volta che uscivano, quelli sull'inquinamento della pianura padana. C'è questa triste classifica che vede sempre le nostre città ai primi posti. C'è anche da dire che forse bisogna smettere di ragionare per piccole proprietà, no? C'è il comune che decide magari le targhe alterne, c'è il comune invece confinante che dice che non va bene. Come la mettiamo? Ma diciamo innanzitutto che ci sono diversi aspetti di cui tener conto. Il primo aspetto è che il potere di ordinanza spetta ai sindaci, e questo l'hanno ribadito i sindaci stessi nel tavolo ministeriale che è stato convocato la prima volta il 30 di dicembre, poi riconvocato questa settimana e che sarà convocato con tempi piuttosto frequenti dal Ministro. E l'ANCI, il presidente Fassino, ha detto che il potere di ordinanza spetta ai sindaci, e in effetti è previsto questo dalla nostra normativa. Però è altrettanto vero che la Regione ha un compito di coordinamento e, visto che stiamo parlando di inquinamento dell'aria, il problema investe tutto il bacino padano. Quindi per lo stesso motivo noi diciamo è un'azione che va coordinata fra le varie regioni, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte e il Friuli, e proprio per questo abbiamo chiesto al Ministro di coordinare questo tipo di attività. Il Ministro ha detto che convocherà anche questo tavolo, quello del bacino padano, entro breve. È del tutto evidente che però anche all'interno del Veneto abbiamo delle situazioni molto variegate. Tipo? Infatti, se noi andiamo a vedere i dati, a Belluno abbiamo avuto pochissimi sforamenti, mentre a Vicenza ne abbiamo avuti tantissimi. Il piano aria, che è quello strumento che la Giunta regionale ha adottato in agosto dell'anno scorso e che adesso mi auguro che il Consiglio regionale approvi nel più breve tempo possibile, prevede una differenza fra una zona e l'altra secondo quelle che sono le fonti di emissione. E quindi ci sono all'interno del Veneto varie zone che sono accomunate appunto per tipologia, e quindi nel bellunese ci sono alcune caratteristiche, nelle zone dove ci sono addensamenti urbani importanti ci sono altre caratteristiche e così via. Quindi quello che noi facciamo è, come Regione, coordinare le attività dei vari amministratori attraverso i cosiddetti tavoli zonali, che sono di livello provinciale. Quindi noi comunichiamo in tempo reale i dati, quali sono gli sforamenti per ogni zona. Dopodiché il tavolo zonale informa i rispettivi sindaci, e l'obiettivo è quello che, se il tavolo zonale ci riesce, di fare un'azione coordinata con ordinanze abbastanza simili. Ma questi dati sono i dati che sono rilevati ogni quanto? sono rilevati costantemente dall'ARPAV, attraverso decine di centraline che sono dislocate, alcune fisse, alcune certo, che si spostano nel territorio del Veneto, e quindi siamo in grado in tempo reale, ma chiunque li può vedere, basta entrare nel sito di ARPAV e li vede in tempo reale. Ovviamente vengono validati il giorno dopo, noi li vediamo in tempo reale e la validazione avviene il giorno dopo, perché bisogna verificare che lo strumento abbia rilevato il dato in modo corretto. Quando lei parla di linee guida, si riferisce a questo anche? Sì, mi riferisco a questo, cioè la Regione ha detto noi abbiamo inserito all'interno del piano aria alcune idee, alcune linee, alcune indicazioni che dovrebbero essere adottate. Secondo noi può essere uno strumento di base su cui poi i sindaci lavorano e, a seconda delle particolarità delle varie zone, come dicevo prima, in cui è diviso il Veneto, possono fare le relative ordinanze. Ripeto, le ordinanze stanno in capo ai sindaci e lo chiedono al tavolo ministeriale gli stessi sindaci attraverso la voce del loro presidente, il presidente di ANCI, che è Fassino. Ma sarebbe meglio che non fosse così? Voglio dire, per tematiche così importanti e voglio dire, che riguardano tutti, perché se anche a Belluno ci sono sforamenti
meno evidenti o meno frequenti, magari poi il bellunese si sposta e fa anche, cioè vi pare che sia un tema su cui forse se ci fosse una regia magari meno decentrata, forse i risultati si potrebbero ottenere più in fretta o no? Ma partiamo dal presupposto che l'inquinamento deriva da fonti di emissione. Faccio un esempio: se lei fuma e io non fumo, è vero che quando lei accende la sigaretta anche il fumo arriva anche a me, ma sarebbe stupido dire a tutti e due di non fumare quando io già non fumo, e quindi se c'è il provvedimento va puntualizzato nella zona dove c'è il fumatore. Certo. La stessa cosa avviene secondo queste linee guida. Noi si interviene nelle varie zone e si dice nella zona dove c'è la fonte di emissione di intervenire in maniera diversa rispetto all'altra. I dati ci dicono, a differenza di quanto si pensa comunemente, che soprattutto d'inverno la prima fonte di produzione del PM10, le polveri sottili, deriva dal riscaldamento, dal riscaldamento domestico. A Belluno, per tutta una situazione, perché non c'è solo la fonte, c'è anche poi tutto quello che è il meteo cosiddetto, le due cose messe insieme generano la situazione di inquinamento dell'aria. A Belluno è pur vero che ci sono molti impianti di riscaldamento che funzionano probabilmente più che da altre parti dove la temperatura d'inverno è più bassa, ma le situazioni meteo fanno sì che questo sia molto mitigato e quindi noi abbiamo che nella zona della provincia di Belluno, soprattutto a parte alta, di sforamenti ce ne sono stati 0, mentre invece in altre zone ci sono stati molti sforamenti. Allora andare a dire a chi ha il caminetto a Cortina o a Santo Stefano di Cadore spegni e non usarlo anche se non c'è nessuno sforamento sembra quasi paradossale. Ecco perché il sistema è stato strutturato per zone, tenendo conto su basi scientifiche, assolutamente scientifiche, per zone, e si è detto creiamo la struttura che consenta in modo molto rapido di coordinare il tutto. Quindi la regione coordina attraverso il CIS, dopodiché ci sono i tavoli zonali a cascata vanno sui sindaci. Questa è un'azione di coordinamento. Viceversa bisognerebbe fare un ragionamento, se qualcuno, poi dopo sono opinioni, se qualcuno dice no, io voglio che ci sia un'ordinanza per tutti perché l'area non segue i confini amministrativi, allora siccome il problema è di bacino padano, quindi coinvolge altre regioni, a quel punto bisognerà andare al Ministero e dire fai una legge dove dici uguale per tutto, perché sennò anche il Veneto sarebbe nella stessa situazione di una provincia, di una zona o di un comune. Quindi dobbiamo metterci d'accordo su questo, insomma. Però, ripeto, i sindaci, quello che mi è un po' dispiaciuto è che i sindaci hanno sottolineato in quel tavolo ministeriale il potere di ordinanza per norma spetta a noi. L'hanno proprio sottolineato, ed è vero, salvo poi trovare in Veneto qualche sindaco che dice no, devi farla tu regione o deve farla il governo, cioè dobbiamo metterci d'accordo, non possiamo dire una cosa qui sui giornali e un'altra cosa nel tavolo ministeriale. Ma forse appunto perché il problema è proprio quello del coordinamento, no? Mettere assieme tante teste è difficile, però non si può neanche prendere dei provvedimenti magari per far vedere che si fa qualcosa. Se poi l'efficacia non è quella sperata, cioè se io piccolo comune, supponiamo con 20.000 abitanti, dico oggi prendiamo questa iniziativa, però poi non c'è coordinamento come diceva lei, si fa ben poco. Noi come azione di coordinamento diamo delle indicazioni, però nulla vieta perché il sindaco può imporre tutta una serie di ulteriori limitazioni. Poi ci si può confrontare, io sono perfettamente d'accordo con lei, quando ho visto che alcuni comuni prevedono di abbassare la velocità dei veicoli, il limite di velocità da 50 a 30 km/h, lo dico da ingegnere meccanico, non da... è una cosa che è assolutamente controproducente perché aumenta l'inquinamento, peggiora l'inquinamento. L'ho detto al tavolo ministeriale, sono stato l'unico a dirlo, il giorno dopo però c'erano degli esperti che lo dicevano su tutti i giornali, quindi io credo che come tutte le cose che riguardano aspetti ambientali siano da approcciare con metodo scientifico, rigoroso e dopodiché cercare di trovare un coordinamento secondo quelle che sono le normative attuali. Però, ripeto, un conto è il coordinamento che noi facciamo sulle linee guida che abbiamo dato alcune indicazioni ai sindaci, altra cosa è sentire dei sindaci che dicono sul territorio una cosa e poi in sede romana il loro rappresentante dell'ANCI dire il contrario. Allora devono fare una discussione all'interno dell'ANCI, mettersi d'accordo. Sì. Bene, 2 minuti di pubblicità, torniamo subito.
Rieccoci qui con l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccin. Ambiente è un tema di cui secondo me bisognerebbe parlare tutti i giorni. Di solito noi giornalisti lo facciamo solo per la cronaca, ma insomma l'attualità dovrebbe comprendere anche la salute e la qualità della vita di tutti noi, non sempre solo quando succede qualcosa che non va bene, come lo sforamento di cui abbiamo parlato anche prima della pubblicità. Lei spiegava appunto che ci sono stati già quanti tavoli ministeriali? Due che dovranno essere insomma abbastanza più frequenti rispetto a quanto è successo in passato. E che cosa avete chiesto al ministro Galletti? Ma allora, per quanto riguarda il problema dello smog, io sono partito da un presupposto, e cioè che la questione vada affrontata secondo due canali. Quello del far fronte alla situazione di emergenza, e quindi andando con tutta una serie di misure di riduzione o almeno tentare di ridurre le emissioni nel momento di emergenza, ma poi con misure strutturali. Cioè dobbiamo nel medio-lungo termine cercare di fare in modo che ci sia meno smog, e questo si ottiene con misure strutturali. Cosa vuol dire? Faccio un esempio. Abbiamo degli edifici che sono, per motivi vari, insomma, sono vecchi oppure hanno impianti di riscaldamento che sono a gasolio anziché a metano, insomma degli edifici a bassa efficienza energetica. Questi edifici dobbiamo convertirli, perché se è vero che la prima fonte di inquinamento deriva dal riscaldamento domestico, dobbiamo intervenire su questo. Ed è tutto evidente che il cittadino deve avere un incentivo nel fare questo, e quindi servono delle misure incentivanti da parte del pubblico, così come penso a tutta la campagna di rottamazione delle auto che c'è stata in passato, in modo da agevolare la sostituzione delle auto. Per questo noi abbiamo all'interno del piano aria regionale previsto tutta una serie di interventi e abbiamo chiesto al Ministero, non solo noi, anche la Lombardia, anche altre regioni, di finanziare questi piani aria, ma non con 10-15 milioni per tutta Italia. Qui servono misure importanti. Se è vero che la qualità dell'aria deve essere una priorità, allargo, l'ambiente deve essere una priorità perché riguarda aspetti di quotidianità, di salute, di qualità della vita, eccetera. Se è vero questo, bisogna individuare dei canali prioritari di finanziamento. Allora, così come il Ministero dell'Ambiente ha istituito un fondo nazionale che viene rifinanziato, almeno incrociamo le dita, ma insomma negli ultimi tempi è sempre stato rifinanziato, che riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico, così deve fare per la qualità dell'aria, istituendo un fondo che poi va a finanziare le varie regioni per interventi strutturali che consentano di ridurre lo smog in modo definitivo possibilmente, non con misure spot, blocchiamo il traffico, cioè quelle servono ben poco, abbiamo visto, insomma, no? Invece se si va ad agire alla fonte in modo strutturale e definitivo si possono ottenere risultati. E poi voglio dire, andando al succo, insomma, avete tirato la riga, no? E chiesto questi 500... Abbiamo chiesto 500 milioni perché abbiamo quantificato che all'interno... Per il Veneto naturalmente. Per il Veneto, quindi, assolutamente. Certo. Poi vediamo, insomma, devo dire che mentre il 30 di dicembre il tavolo ministeriale è stato un po' così, anche forse per la fretta della convocazione eccetera, un po' deludente, devo dire che invece nell'ultimo tavolo io ho avuto un riscontro abbastanza positivo, nel senso che il Ministro ha detto il tavolo dovrà essere un tavolo, e lo esigo, di carattere politico/tecnico, anzi poi ha detto tecnico-politico, quindi il presupposto scientifico sta alla base ed è fondamentale quando si parla in materia ambientale. Seconda questione, servono misure anche strutturali e per fare questo noi abbiamo chiesto dei soldi, quindi dal primo incontro al secondo incontro qualche soldo in più insomma pare sia emerso. Io ho ribadito però che serve un canale di finanziamento strutturale, che ogni anno ci sia e che vada a finanziare le regioni. Insomma, anche perché per ragionare sul lungo periodo... Assolutamente. Poi c'è però, che non è meno importante, ma magari è forse economicamente ha meno peso, la questione culturale, no? Perché non possiamo sempre pensare che i problemi vengano risolti a livello strutturale, se poi il nostro stile di vita, voglio dire, va contro queste indicazioni. Sì, è assolutamente
anche una questione culturale. Fra le varie misure che sono contenute all'interno del piano aria è anche quello di creare, di fare formazione soprattutto nelle scuole, perché io credo che agire nei bambini, nei ragazzi sia assolutamente, dia dei riscontri assolutamente positivi. Lo abbiamo visto in altri ambiti, penso per esempio alla raccolta differenziata. I ragazzi che hanno 15 anni, 10 anni o anche 20 anni hanno una sensibilità ancora maggiore rispetto a quella che abbiamo noi, perché sono nati con la raccolta differenziata, per loro è scontata questa cosa qua. Così bisogna fare in ogni ambito che riguarda la materia ambientale. In questi giorni tanti che mi incrociano mi dicono cosa state facendo, e io ribalto la domanda, dico ma tu stamattina sei andato al lavoro? Sì. E con cosa sei andato? Con l'auto. Quanta strada hai fatto? 500 metri. Fatti una domanda e dati una risposta, cioè bisogna che anche noi con le piccole azioni, oltre a quelle strutturali dove è necessario che il pubblico intervenga, anche con le piccole azioni facciamo delle cose che poi hanno dei riscontri oggettivi, perché tante piccole azioni danno un risultato che a volte può essere importante, tipo quando si esce di casa abbassare un po' il riscaldamento, tipo spegnere la macchina quando si è in sosta di fianco alla strada, tutta una serie di azioni che poi dopo sommate agli interventi strutturali potrebbero dare dei risultati assolutamente importanti. Senta, Assessore, abbiamo avuto un'estate davvero particolare, no? Con un caldo africano, un inverno altrettanto particolare, il più caldo insomma, degli ultimi, non ricordo più nemmeno quanti decenni, con tutta una serie di conseguenze anche importanti. È chiaro che noi subiamo ovviamente il clima che ci viene proposto, ma molti di questi aspetti hanno influenzato tutta una serie anche di avvenimenti, insomma, di situazioni. Cioè non hanno aiutato nemmeno il suo lavoro, immagino. No, beh, ma il mio lavoro è fatto di complicazioni, perché generalmente appunto tutta la materia ambientale e poi un'altra delega abbastanza complessa è la protezione civile, quindi certo. Insomma sì, è così. Sì, sicuramente questo è stato un inverno anomalo per quanto riguarda la piovosità, perché non pioveva così poco dal 1921, non pioveva e non nevicava in montagna, certo. E questo ha creato tutta una serie di problematiche. Abbiamo appena parlato dello smog, ma poi dobbiamo pensare anche alla carenza idrica, certo. Perché in alcune zone del Veneto già da dicembre siamo in una situazione di criticità, non ancora di emergenza. Con poi l'estate che c'è stata. Assolutamente. Non ancora di emergenza, situazione critica, dove insieme ai gestori e ai vigili del fuoco si sta intervenendo puntualmente laddove, soprattutto nelle zone in montagna, provincia di Belluno, provincia di Vicenza, laddove c'è la carenza idrica in alcune sorgenti con delle ricariche delle prese degli acquedotti. Ovviamente se continuasse a non piovere questo sarebbe un ulteriore problema, ma penso anche, e mi riferisco a fine anno, agli incendi che ci sono stati, certo. In modo particolare nel Vicentino, e quindi il fatto che non piova da tanto tempo sicuramente ha dei risvolti di vario tipo. Se non nevicasse ancora ci sarebbe un ulteriore problema legato all'agricoltura, perché poi se non nevica in montagna d'inverno poi d'estate senza contare poi la parte turistica, vabbè, non è materia, insomma, comunque sono tutte legate, è un po' come nell'inquinamento, no? Cioè esatto. C'è tutta una catena esatto. È una specie di effetto domino. Però le previsioni sono, insomma, adesso pare che nevicherà in montagna. Senta, ci sono opere che non sono magari visibili, che però sono importanti e di cui si parla ovviamente sempre nei casi in cui c'è l'alluvione, ci sono esondazioni, magari piogge particolarmente violente, ma rispetto all'alluvione, quella che ha messo in ginocchio soprattutto una parte della regione, e ci riferiamo al 2010, lavoro ne è stato fatto, ci sono opere che serviranno a che cosa? Sì, allora stiamo parlando del rischio idraulico. Nel 2010 purtroppo molti veneti ci hanno avuto a che fare direttamente, non solo nel 2010, ma anche in altri eventi per fortuna di carattere minore. Intanto facciamo una premessa: in questa regione fino al 2010 si hanno investito molto poco
su questo fronte. Dal 2010 l'amministrazione Zaia ha dettato una linea diversa e ha detto il rischio idraulico deve essere una priorità e quindi interveniamo per mitigarlo, per ridurre il rischio idraulico. Da quel momento in poi si è prima di tutto pianificato tutta una serie di interventi che possano garantire maggior sicurezza ai cittadini di tutto il Veneto. Sono stati quantificati anche gli importi, stiamo parlando di oltre 3 miliardi di euro di opere necessarie. È una cifra imponente. Ovviamente siamo partiti su questo fronte a testa bassa e in collaborazione con l'Università di Padova, sotto una precisa regia assolutamente rigorosa, scientifica, tecnica, autorevolissima. Si è partiti con tutta una serie di interventi. Sono state cantierate diverse opere, 741 cantieri, quasi 1 miliardo di euro di opere appunto cantierate. Abbiamo oltre 800 milioni di opere cantierabili, cioè dove siamo pronti con i progetti. Continuiamo il nostro lavoro con il Ministero, appunto mi riferisco a quel fondo a cui facevo riferimento prima, e ogni anno andiamo a batter cassa. Anche a novembre abbiamo firmato un accordo di programma con il governo per 3 importanti interventi di un valore complessivo di oltre 104 milioni di euro, e quindi continuiamo su questa strada. Dicevo, 741 cantieri aperti, in parte anche già chiusi, per il valore di quasi 1 miliardo di euro, più tutta una serie di piccole opere meno visibili ma non meno importanti. Adesso si tratta di coprire ancora quei 2 miliardi e 300 milioni che servono per completare tutta la messa in sicurezza del Veneto. È evidente che noi ci confrontiamo con ovviamente delle risorse limitate, perché noi da solo, con il nostro bilancio, da soli non possiamo farcela, quindi dipendiamo dai trasferimenti che ci dà il governo nazionale. 2, le tempistiche, perché quando si attiva un'opera di 10, 15, 18 milioni di euro che magari coinvolge oltre 100 ettari di territorio, stiamo parlando di una grande opera, quindi deve essere fatta la valutazione di impatto ambientale, devono essere fatti eventuali espropri, insomma è un'opera complicata. C'è un aspetto, voglio dire, che il Veneto toccato poi da Tangentopoli non può dimenticare, c'è anche la correttezza, voglio dire, degli appalti, sono cambiate le cose anche da questo punto di vista, no? Quindi è tutto molto più, deve essere più serio e più rigoroso, e quindi immagino che i controlli... Sì, voglio fare una sottolineatura, il Mose nulla ha a che vedere con la regione. Ma io adesso parlavo No, ma lo dico per i cittadini, perché ogni tanto, ma il Mose, no, sono fondi statali, sono stati gestiti dallo Stato, e quindi, no, ma lo sottolineo. È del tutto evidente che il rigore va adottato a prescindere da quello che è successo, da quello che non è successo. Io l'ho detto a tutti i miei dirigenti, intendo quelli che dipendono dalle strutture dell'ambiente, della difesa del suolo, eccetera, massima trasparenza, rotazione delle imprese, bandi dappertutto. Deve essere garantita la massima correttezza, lo dico in televisione. In modo che certo, voglio dire, bisogna... E rompo sempre le scatole, forse anche troppo a volte, perché divento anche ripetitivo con tutte le mie strutture, però è necessario, perché stiamo gestendo, qualcuno li chiama soldi pubblici, io li chiamo soldi dei cittadini, perché i soldi pubblici non esistono, sono i soldi dei cittadini, quindi abbiamo il dovere di gestirli benissimo, non possiamo sprecare neanche un centesimo, questo deve essere fatto. Per cui la linea è questa. E quando parliamo di grandi opere, ovviamente l'attenzione non è doppia, ma è tripla, per ovvi motivi. Certo. Senta, a proposito di soldi, la questione ovviamente del tornado per le popolazioni della Riviera, no? Tanto seguito nei giorni, quelli in cui era evidente quello che era successo, tanto seguito tra l'altro non a livello nazionale, se posso permettermi, perché insomma noi ricordiamo come sia stato poi un fenomeno raccontato molto più dalla cronaca locale, ma chiusa la parentesi, rimane la questione, la ferita aperta in qualche modo, no? Sì, assolutamente, no, approfitto anche per spiegare alcune cose, perché alcune cose magari io mi rendo conto che il cittadino fa fatica a capirle. Allora, esiste una legge del 92, la 225, magari sto diventando noioso, però lei è anche un tecnico, va cito bene i riferimenti precisi in modo che così non ci siano dubbi, no? Che prevede, classifica i vari, è la legge sulla protezione civile, classifica le varie tipologie di eventi. Cosa succede? Accade l'evento, la Regione può chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri lo riconosce o meno.
Nel momento in cui lo riconosce, allora si avvia tutta una serie di procedure. Per quella tipologia di eventi, la legge è chiarissima, sono eventi che sono di competenza statale e quindi anche tutti i finanziamenti, sia per la gestione del post-emergenza che per l'eventuale ricostruzione, sono a carico dello Stato. Lo Stato ha messo 2 milioni di euro sulla riviera del Brenta e 2 milioni di euro sul Cadore. Sono destinati solo ed esclusivamente a soggetti pubblici. Quindi lo Stato, a fronte di queste emergenze che sono di competenza dello Stato, ha messo 0 per i privati, 0. La Regione, con le difficoltà finanziarie che ha, è intervenuta comunque per cercare di andare incontro alle esigenze dei privati e ha messo 6 milioni di euro, ma i danni, parlo della riviera del Brenta, ammontano a oltre 92 milioni di euro. Insomma, quindi è molto poco. Allora, se noi con quei 6 milioni di euro avessimo destinato a pioggia un po' a tutti, non sarebbe saltata fuori neanche l'IVA. Certo. Allora abbiamo cercato di concentrare l'attenzione sulla prima casa, sulle strutture principali, insomma abbiamo cercato di stringere un po' il campo in modo da andare incontro con un 25-26% dell'importo. Ovviamente non è sufficiente e ci rendiamo conto, però neanche non possiamo pensare che la Regione venga messa sotto accusa dove ha cercato con le sue limitate disponibilità di andare incontro alle esigenze del territorio, totalmente dimenticato dal governo. Lei ha fatto un cenno prima. Sì. C'è stato molto riscontro sulla stampa locale, per nulla sulla stampa nazionale, no, infatti, e questo è molto grave. Ecco. Per cui insomma su questo io fra l'altro come si suol dire, ho battuto cassa più volte al governo nazionale. Renzi, abbiamo 2 minuti, glielo dico perché così lei si regola. Per questa questione lei ha detto lasciaci nelle tasche un giorno di tasse e sistemiamo i danni del tornado. Sì, io ho scritto a Renzi e ho detto guarda, la competenza è tua, ma al di là non è uno scaricabarile, il ragionamento è molto semplice, la competenza è del governo. Stiamo parlando, io ti sto scrivendo da una regione che regala al resto delle regioni, per quella che viene chiamata solidarietà nazionale, ma speriamo che sia solidarietà perché non so dove vanno a finire i soldi, 20 miliardi di euro, che sono 70 milioni al giorno. È la differenza fra le tasse che i veneti pagano a Roma e quello che Roma ci restituisce. Dico, lasciaci un giorno, di fronte a una situazione del genere, non puoi non lasciarceli. Non ho avuto ancora la risposta, ho chiesto anche ai sindaci, scrivete anche voi, ho detto ai cittadini, scrivete anche voi, chissà che ci arrivi una risposta. L'ingegner Curcio, il capo dipartimento della protezione civile, mi ha detto io questi sono i soldi che ho, di più non posso fare, attivatevi anche voi per cercare di ottenere maggiori finanziamenti. Io mi sono attivato in tutti i modi, mi auguro e spero, ma ripeto, io ho sottolineato a Renzi, guarda che te lo sta chiedendo una regione che nei confronti dello Stato è a credito per 20 miliardi ogni anno, quindi di fronte a una situazione così drammatica. Come si dice domandare lecito, speriamo insomma che qualche risposta... Speriamo, ma qua vedo che arrivano sempre tagli, quindi sono un po' preoccupato. Bene, riparleremo di questo e degli altri temi insomma, che riguardano l'assessore Giampaolo Bottaccini anche prossimamente. Buon lavoro intanto, visto che insomma, il lavoro non le manca. Grazie a voi per averci seguito e ci rivediamo poi con i prossimi appuntamenti informativi. Una buona giornata.